Salone Nautico di Venezia ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121, avviata da Bureau Veritas Italia. La ISO 20121 è la normativa che indica i criteri per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'organizzazione di un evento in tutte le sue fasi, ovvero dall'ideazione alla progettazione, dalla gestione alla realizzazione. Questo certificato attesta che tutte le parti interessate sono coinvolte e attive. Non riguarda solo un soggetto, naturalmente il soggetto promotore è lui che viene certificato, ma è oggettivo che questo evento segua i dettami della norma specifica di riferimento, che è una norma sullo specifico evento, dove a questo punto già in fase di progettazione si sono adottati gli accorgimenti per far sì che ci fosse una ricaduta ambientale e sociale sui cittadini e sul territorio. La certificazione è stata dunque conferita per il rispetto di tutte queste diverse norme, un protocollo green che conferma le buone pratiche nella gestione della manifestazione. Vela è un fiore all'occhiello dell'amministrazione e lo dimostra con questa certificazione, cura tutti quanti gli eventi e le manifestazioni ufficiali del Comune di Venezia, ma è anche qualcosa di più, perché comunque dimostra non solo Vela ma tutto il gruppo AVM con ACTV, con il battello ibrido che ha presentato qui al Salone, e AVM che sta acquistando 30 autobus elettrici del Lido, che siamo mirati proprio su questa sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questo documento che sto tenendo con emozione in mano può sembrare un pezzo di carta, ma in realtà dietro c'è una filosofia, c'è una politica che l'amministrazione comunale ha negli ultimi anni rafforzato e che ci ha dato mandato di svolgere, ma che noi abbiamo interpretato con grande convinzione. Quindi credo che sia un simbolo di un nuovo modo di interpretare anche il rispetto che Venezia deve avere. Penso al successo della campagna Enjoy and Respect Venezia che l'amministrazione comunale ha lanciato alcuni anni fa con grandi risultati promozionali. Per noi non è un punto d'arrivo che ci soddisfa e ci esaurisce nel nostro impegno, ma è un punto anche di partenza, di transito verso altre sfide che sono sicuro combatteremo con appunto la guida dell'amministrazione comunale per rendere questa città sempre più bella e per viverla sempre meglio alla luce di questi valori di sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello di vedere bene questo esperimento cosa porterà come risultati, con l'obiettivo poi dal 2020 in poi di rimotorizzare 34 vaporetti per fare in modo che in Canal Grande si vada solo a trazione elettrica. Limitazione ibrida significa che la barca è dotata di un generatore diesel di bassa potenza, circa orientativamente come una macchina di 2000 cm3, che però ha un regime regolare di gestione per cui emette poco, consuma poco ed è propedeutico all'alimentazione poi delle batterie, perché la trazione è totalmente elettrica, il sistema di propulsione è elettrico. Questo fa sì che nei tratti di interesse, che verosimilmente saranno il centro storico e il Canal Grande, l'imbarcazione possa navigare totalmente in elettrico, per cui con zero emissioni nel centro storico. Per fare un esempio, se noi utilizziamo una barca di questo tipo in Canal Grande o in linea 1, vuol dire fare il 75% del percorso totalmente in elettrico in Canal Grande e la parte del bacino di San Marco fino al Lido con il generatore che ricarica le batterie, per cui con un azzeramento delle emissioni per il 75% del percorso e basse emissioni nel resto del percorso, dove tra l'altro la ventilazione, l'apertura del bacino fa sì che l'impatto sia anche inferiore, per cui secondo me l'ambizione è di avere un Canal Grande veramente senza emissioni in futuro. Il gruppo AVM ha già un piano di investimenti importante per fare in modo che l'isola del Lido dal 2020 cominceremo probabilmente entro la fine 2021, tutti gli autobus in circolazione nell'isola del Lido siano puramente elettrici, per cui a emissioni zero per l'isola del Lido. Diventerà un'isola green totalmente. Nella cornice di questo bellissimo salone nautico ambientato nell'arsenale della Marina Militare di Venezia
Abbiamo oggi celebrato un attimo la consegna di questo nuovo mezzo per l'Arma dei Carabinieri, questo nuovo mezzo navale, decisamente innovativo. Si tratta di un battello pneumatico a carena rigida, è un mezzo che avrà un campo operativo esteso essenzialmente sulla laguna che non corrisponde al centro storico vero e proprio di Venezia, e fungerà anche da collegamenti di emergenza con le isole tipo Murano, Burano o Pellestrina, quando si possono verificare dei problemi dove è necessario un collegamento immediato, veloce, rapido e sicuro. Infatti il battello è dotato di un sistema radar abbastanza avanzato, nonché di un sistema di ottico a termocamera, quindi consente di avere una visione ben dettagliata al buio di quello che gli operatori, quindi il personale imbarcato dell'Arma, troverà davanti alla propria imbarcazione. Salvaguardare l'ambiente monitorando la salute delle acque, catalogandone flora e fauna marina e coinvolgendo la cittadinanza. Sono alcuni degli obiettivi di Sentinelle del Mare, progetto di ricerca scientifica promosso dall'Università di Bologna col sostegno di Confcommercio. È un grande successo, quindi non solo di pubblico e di luoghi dove l'attività di ricerca e di monitoraggio si svolge, ma dei sistemi che l'hanno accolto. Devo dire che la più grande rivelazione proprio del 2019 è questa: entusiasmo, perché si può fare business e si può fare ecologia divertendosi e implementando qualcosa di nuovo anche nelle proprie attività economiche. Ammontano a una cinquantina le stazioni di rilevamento di quest'anno, che riguardano 11 aree regionali, tra le quali il Veneto, dove l'azione di monitoraggio permetterà di valorizzare l'enorme ricchezza naturalistica e ambientale delle aree costiere. È un progetto che parte dal concetto di sostenibilità ambientale proprio per legare l'attenzione di questi temi all'offerta turistica, ed è uno strumento che noi utilizzeremo per targetizzare sempre di più la nostra proposta per poter dare agli ospiti che frequentano le nostre località balneari sempre il miglior servizio possibile. Spostandosi tra Eraclea, Bibione e Chioggia, Sentinelle del Mare testerà lo stato di salute tutto intorno a Venezia, analizzando le acque a oriente e a occidente della laguna. Verranno dati questi questionari a subacquei, snorkelisti o anche bagnanti che frequentano le zone costiere, segnaleranno le specie rilevate e verranno inviati all'Università di Bologna, che costruirà una mappa sullo stato ambientale del Mediterraneo e del Mare Adriatico. Nella giornata del 20 giugno dedicata al mare, il Comune di Venezia e l'Associazione Culturale Chineo hanno dato il via a un progetto Green and Blue di rispetto per l'ambiente. #Enjoy Respect Venezia and Save Your Sea. Il focus del progetto è dunque il mare e il suo triste inquinamento da rifiuti di tutti i tipi, a incominciare dalle materie plastiche. Un progetto che si lega al mondo del cinema, perché tanti artisti sono sensibili a questa causa, da Leonardo DiCaprio a Robert Redford, ma anche il nostro compianto Ermanno Olmi. Premio particolare perché è votato dal pubblico, da tutti gli spettatori, e si diversifica dagli altri per questo. È da sempre alla Mostra del Cinema, quest'anno sarà un anno speciale perché sicuramente l'ambiente sta occupando l'interesse, sta suscitando l'interesse di molti, e soprattutto anche del cinema italiano, non solo internazionale. Dal Salone Nautico alla Mostra del Cinema. Il prossimo step si terrà al 76esimo Festival del Cinema domenica 1 settembre al Lido di Venezia, in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Chineo, dedicato al rispetto del mare, con endorsement da parte di artisti di fama internazionale. Dinerà
nell'ambito del Salone della Nautica abbiamo pensato di organizzare 2 workshop, perché ci sembrava ovviamente un contesto idoneo e anche interessante per poter quindi avere anche la possibilità di entrare direttamente in contatto con quelli che possono essere gli operatori economici del settore che, se interessati ai temi appunto della sostenibilità, possono trarre spunti interessanti da questi workshop. Nell'ambito dei workshop vengono sviluppate le tematiche che riguardano i materiali per una nautica sostenibile. Partecipano infatti come relatori a questi workshop le imprese, quindi non abbiamo i relatori diciamo istituzionali o che provengono dal settore della progettazione comunitaria, ma proprio le imprese che stanno facendo effettivamente innovazione sul territorio. Con Gagliano Di Marco e è direttore del Venezia Terminal Passeggeri. Purtroppo in questo momento non si sa bene che fine farà, ma è davvero bellissimo perché è stato ricavato sui vecchi capannoni che una volta ospitavano il cotone, ospitavano così i magazzini gloriosi di Porto Marghera. È stato difficile creare questo terminal? È stato molto difficile perché ci sono voluti 20 anni di lavoro, di impegno da parte di tutti quelli che si sono alternati alla guida di VTP, da parte delle istituzioni, regione, comune, autorità portuale. Sono stati investiti in 15 anni 160 milioni, 90 dall'autorità portuale e 70 da VTP, che all'epoca peraltro è una società quasi totalmente pubblica, quindi lo Stato ha messo 160 milioni. La Marittima oggi è considerata tra i primi 3 terminal per qualità del servizio, insieme a Miami, insieme ai 2 terminal di Miami, tra i primi 3 terminal del mondo. Potrebbe fare tranquillamente 3 milioni di passeggeri, quindi come capacità di ricezione solo Miami è superiore nel mondo. Prendiamo dei voti, diciamo, i voti sono da 5 a 10, prendiamo tra 9 e 10 su tutte le linee di business, bagaglio, gestione del terminal, wifi, tutto ciò che è l'esperienza del passeggero nei terminal. Abbiamo un voto, devo dire, che è compreso tra il 9 e il 10, per cui noi stiamo benissimo alla Marittima e la Marittima avrà, mi auguro, lunga vita. Per avere yacht importanti, soprattutto stanziali, noi abbiamo uno yacht stanziale che è il famoso Carinzia, che è alla banchina di Santa Marta, che è di un... Ti vediamo quando passiamo col... È bellissimo, noi ne vorremmo avere almeno una decina di questi, ma per avere yacht stanziali bisogna avere le strutture per gli equipaggi, bisogna avere il clima, quindi Venezia ha delle penalizzazioni e soprattutto, terzo ma non meno importante, un cantiere di retrofitting dove le barche possono fare manutenzione. Stiamo lavorando per ripristinare questi 3 fattori. Il primo, l'area di retrofitting per le barche. Per esempio si sta parlando di utilizzare una parte dell'arsenale oppure una parte di Marghera, perché senza questo le barche stanziali non vengono. Poi l'altra cosa importante sono le strutture per gli equipaggi, perché su una barca, sul 90% delle barche grandi di questa edizione, comanda il capitano, l'equipaggio. L'equipaggio decide anche dove va a fare le ferie l'armatore. Sembrerà strano, ma è così. E per stare qui l'equipaggio tutto l'anno servono le palestre, servono le scuole per i bambini, perché sono famiglie che vivono lì. Ma noi oggi facciamo come mega yacht 150-160 barche l'anno quando c'è la biennale. Nel nostro piano industriale abbiamo previsto un aumento, quasi un raddoppio, in un arco di tempo di 10 anni e si può ottenere.